clima di festa natalizio ha riunito anche quest'anno gli imprenditori padovani e trevigiani alla cena di gala organizzata da Assindustria Veneto Centro. Un incontro all'insegna della solidarietà ma anche di riflessione. Erano oltre 600 gli imprenditori veneti seduti ai tavoli del padiglione 11 della Fiera di Padova che hanno partecipato al Gran Galà per raccogliere fondi per 6 realtà diverse che operano nel territorio sostenendo le persone in difficoltà. È ormai una tradizione, una consuetudine per noi pensare al nostro territorio anche attraverso delle donazioni e degli aiuti che diamo alla nostra comunità. Vogliamo dire che prima che imprenditori noi siamo cittadini del nostro territorio e vogliamo bene al nostro territorio ed è per quello che noi ogni anno vogliamo questo evento, questo Gran Galà. Come vedete siamo tutti belli, eleganti, ma è giusto far festa, ma allo stesso momento è giusto anche pensare che tutti devono poter far festa. I progetti scelti quest'anno sono quelli dell'Opera Casa Famiglia della Fondazione della Diocesi di Padova che accoglie e sostiene ragazzi con disagi sociali, la Comunità San Francesco di Monselice che aiuta persone con problemi di alcol e droga, Padova Ospitale e poi Centro della Famiglia di Treviso, Progetto Salute e Chirurgia 4 del Caffoncello e l'Associazione Per Mio Figlio nata per volontà di alcuni imprenditori trevigiani per sostenere i bambini ospedalizzati e le loro famiglie. Durante la cena di gala il Presidente e il Presidente vicario di Assindustria Veneta hanno fatto un bilancio del 2019 criticando aspramente le misure contenute nella prossima finanziaria. Quello che effettivamente ci convince meno è questo clima anti-industria ed anti-impresa ed è proprio il sottostante, la base sulla quale poi è stata costruita la manovra. Noi dobbiamo fare purtroppo comunque e a prescindere, perché se noi guardiamo quello che ci stanno dando noi dobbiamo andare via. Quello che purtroppo, ma è che noi vogliamo bene al nostro territorio, ma loro se ne fregano